Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ci collegheremo tra pochissimo con Venezia perché il Ministro degli Interni è a Venezia con il governatore Luca Zaia e il Ministro degli Interni Piantedosi per il varo di un numero unico per le emergenze e per la sicurezza. Ovviamente poi i giornalisti lo sentiranno su tanti altri temi, il 41 bis e ovviamente la questione dei migranti. Ma vediamo subito gli aggiornamenti della cronaca per quanto riguarda la morte di una donna marocchina a Bariano nel Polesine. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Un mistero ancora tutto da decifrare, tanti punti oscuri che avvolgono la morte di Irkia Annaoui, la 32enne casalinga di origine marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni, quando sono tornati da scuola nella sua abitazione di via Fine ad Ariano Polesine. La donna, dopo 24 ore dal ritrovamento, è stata dichiarata morta. Conficcato nella scatola cranica un proiettile, è stata la TAC fatta all'arrivo in ospedale a rilevare la presenza. A terra in casa non c'era sangue, forse la donna è stata colpita altrove e poi riportata nella sua abitazione. Quando i figli sono entrati in casa hanno visto la mamma stesa sul pavimento e hanno chiamato il vicino che abita al piano di sopra del casolare. È stato lui a chiamare i soccorsi. Non c'era niente vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio, ma ancora non ci sono indagati. Il marito della 32enne si trovava fuori casa al momento dei fatti e sembrerebbe estraneo alla vicenda. Secondo alcuni testimoni erano una coppia fiatata e felice. In casa c'era solo l'anziano vicino che per ora è stato ascoltato dai carabinieri. L'arma del delitto non è stata trovata. Gli inquirenti hanno sequestrato un fucile ritrovato nel casolare, ma secondo fonti non confermate mancherebbe anche una pistola regolarmente detenuta. C'è poi il racconto di una testimone che stava passando in auto lungo via Fine e che ha visto la 32enne chinata a terra vicino ad un altro casolare intenta a raccogliere qualcosa tra le erbacce, forse delle uova, un'attività che era solita fare di mattina visto che lasciava le galline libere di girare vicino alla sua casa. Ieri sera intanto i carabinieri hanno effettuato ulteriori rilievi attorno all'abitazione della vittima. L'hanno massacrato di botte a Marghera soltanto perché ha detto a 3 giovani di non urinare davanti al suo albergo. Ovviamente l'hanno ridotto malissimo, un fatto gravissimo e andrebbero identificati e arrestati subito i responsabili. Vediamo. Sono arrivati 3 ragazzi, forse stranieri, non si sa, e praticamente si sono messi a fare la pipì qua fuori davanti all'entrata dell'albergo. E mio fratello, come l'ha visto, ovviamente ha detto: scusatemi, ma non si può fare la pipì qua. E i 3 ragazzi subito l'hanno preso male e hanno iniziato a picchiare mio fratello. Calci e pugni a non finire, una furia selvaggia. Nemmeno i 3 clienti dell'albergo che sono subito accorsi in aiuto di Alessio Wang sono riusciti a fermarli. Uno di loro è stato scaraventato a terra e la madre del ragazzo aggredito è stata portata in ospedale, colpita anche lei per aver cercato di difendere il figlio. Un'azienda a conduzione familiare, l'Hotel Autostrada, che esiste da 19 anni. La zona è periferica, ma fatti del genere non si erano mai visti. Abbiamo visto di tutto, ubriachi, drogati, di tutto e di più, ma mai visto che qualcuno ti mette le mani addosso in questo modo senza che mio fratello abbia fatto qualcosa. Come sta suo fratello adesso? Non bene, ovviamente sta facendo ancora tanti controlli. E quello di accertato che ha avuto un trauma cranico, ha vomitato per tutto il viaggio, comunque da qua, per tutto il viaggio fino in ambulanza, in ospedale ancora ha vomitato. E poi praticamente ha delle fratture alle ossa dell'occhio. La polizia è intervenuta e ora scatterà la denuncia. Sul marciapiede ci sono ancora i segni dell'aggressione. Un pezzo di felpa strappato ad Alessio è rimasto davanti all'ingresso dell'albergo. Da quello che si è potuto capire, i 3 avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ora si attende l'esito delle indagini. Mai visti prima d'ora, non li conoscevamo, mai visti prima d'ora. E non sappiamo neanche chi siano, cioè non so cosa hanno in mente i ragazzi d'oggi. E un 36enne rumeno a Treviso è stato arrestato perché è accusato di molestie pesantissime, di avere minacciato e anche incendiato l'auto della sua
della sua ex. È stato arrestato e dalla squadra mobile di Treviso Cristian Arboit ha intervistato in esclusiva la vittima. Sentiamo. Secondo me anche stanotte è stato qua perché l'avevo sentito, ho sentito rumori strani. Che tipo di rumori? Come sbattere qualcosa dal vetro sopra. Può essere dei sassi, sì, che mi ha lanciato la camera da letto. Avevo sentito, dopo mi sono svegliata, ho guardato la telecamera e come se la telecamera non c'era niente, mi sono addormentata, mi sono svegliata ancora. Nel terrore? Esatto. È ancora impaurita Eva, nome di fantasia, anche se il suo incubo quotidiano sembra finito con l'arresto di Daniel Ionut Niculea, rumeno di 36 anni su cui pende un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso. Gli agenti della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto lo hanno scovato di prima mattina nell'appartamento di una coppia di connazionali nella cintura urbana del capoluogo. Un anno d'inferno quello vissuto dalla donna, barista in centro e mamma di una bambina di pochi anni. Siamo lasciati, gli ho detto che non voglio più e lui non ha mai accettato. E quindi gli ha cominciato con che cosa? Minacce? Si presentava? Con le minacce, sì. Si presentava sotto casa mia, all'asilo di mia figlia, al lavoro, dappertutto. Quindi ti insultava, ti minacciava anche di morte? Sì, che mi ammazza, sì. Ti ha scritto che ti ammazzava? Sì, mi ha scritto. Tutto scritto 200. Da tanti numeri diversi. 200 messaggi in un giorno? Sì, esatto. Le chiamate, ho dovuto cambiare numero, chiudermi tutti Facebook, tutto, solo per non disturbarmi, per dormire. Eva torna con la mente anche alla notte del 15 febbraio scorso, quando la sua Citroen C3 prese fuoco proprio sotto casa, sul retro del condominio dove abita. Poco distante, in un casolare, gli agenti trovarono una tanica di benzina e un coltello, un fatto inquietante, l'ennesimo, che ha ulteriormente accelerato l'attività investigativa. Con il coordinamento della procura, tutti i contatti dell'uomo sono stati setacciati. Una partita a scacchi finita poco dopo l'alba. Eva ringrazia tutti, ma confida di non essere ancora tranquilla. Sì, per quello che hanno fatto la questura, sì, che l'hanno preso, sì. Però c'è ancora che l'hanno trovato vicino a casa a 5 chilometri, sono ancora preoccupata. Non sia che i suoi amici può essere qua. Cosa ti senti di dire alle donne che sono nella tua stessa condizione? Di stare attente, di non fare le stesse errori che l'ho fatta io, conoscere un uomo sui social. Lui come si presentava sui social? Aveva la ditta. Invece non era così, tutto diverso da quello che ha detto. Non aveva un lavoro? No, niente. Niculea si trova ora in carcere a Santabona, formalmente indagato per stalking e danneggiamenti. Andiamo ora in diretta a Venezia, a Palazzo Balbi, perché c'è il ministro degli interni Piantedosi con il governatore Luca Zaia. Vediamo. Oltre 800.000 chiamate all'anno. E quindi c'è tutto un incastro di attività da fare in maniera tale che questo abito sia perfetto. Quindi partiremo con questo gruppo di lavoro. Io la ringrazio Ministro perché per noi è una grande occasione. Siamo motivati, prima eravamo preoccupati negli anni passati, oggi siamo motivati anche perché questo atto d'intesa ci permette di mettere a terra veramente un bel progetto. Annuncio già che dai conti che abbiamo saranno almeno 2 le centrali uniche di risposta in Veneto e stiamo parlando di professionisti che riceveranno le telefonate per poi smistarle in tempo reale alle diverse, ovviamente rispetto alle diverse necessità. Se si tratta di emergenza sanitaria andranno nella direzione del 118 piuttosto che alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, la Guardia di Finanza, insomma tutti coloro che sono coinvolti da questo progetto. Noi siamo pronti, Ministro, siamo assolutamente sul pezzo. Approfitto prima di passarle la parola, approfitto per ringraziarla per quello che sta facendo. Grazie. Cioè, fare il Ministro degli Interni di questi tempi non è facile, soprattutto in un Paese nel quale abbiamo questa emergenza, che è un'emergenza importante, che è quella ovviamente degli sbarchi, ma so anche insomma, che le progettualità ci sono e dall'altro, come diciamo sempre noi,
speriamo che un giorno l'Europa si renda conto che Lampedusa non è il confine d'Italia ma è il confine d'Europa. Questo lo posso dire io e continuo a dire che l'assenza dell'Europa su questo fronte, anche se timidamente ogni tanto fa capolino, la si vede dal fatto che comunque il Ministro degli Interni deve occuparsi di un'emergenza che non è solo italiana, è un'emergenza europea ed internazionale. Chi scappa dalla morte e dalla fame deve essere aiutato senza se e senza ma è altrettanto vero che poi i problemi a cascata che ci sono nei territori sono anche problemi non solo di accoglienza ma a volte anche di sicurezza, problemi a 360 gradi in territori che magari, immagini solo che noi in Veneto in questo momento stiamo ospitando 15.000 profughi ucraini, tanto per dirne, oppure abbiamo la rotta balcanica e quindi almeno 20.000 persone via terra sono arrivate in questo paese. Però direi avanti tutta. Grazie. Prego Ministro. Grazie, io ho poco da aggiungere per quello che riguarda l'oggetto principale di questa giornata rispetto a quello che ha detto il Presidente. Oggi sottoscriviamo l'accordo per l'avvio di un importante progetto. Come ha detto il Presidente, la Regione Veneto non arriva per ultima, a parte che non lo è comunque per ultima, ma arriva come da sue tradizioni, come da tradizioni della gente del Veneto in maniera preparata e con accuratezza, insomma, questo progetto che è di una delicatezza estrema. Si tratta di cambiare proprio il sistema delle chiamate di soccorso in ossequio a un'architettura che ci viene dall'ordinamento europeo che vuole l'unificazione dei numeri di emergenza, quindi si tratta di riorganizzare tutto il sistema sottostante delle centrali operative, delle varie strutture di emergenza, da quelle delle forze dell'ordine, del sistema sanitario, dei vigili del fuoco, e quindi un'architettura molto importante che, come diceva il Presidente, abbiamo voluto curare con estrema delicatezza e con estrema accuratezza. Si partirà adesso, il sistema in Italia già serve 36 milioni di cittadini, giustamente il Presidente della Regione Veneto in questi mesi ha voluto, prima di concordare con noi, avere la certezza che fosse un qualche cosa che apportasse, insomma, anche sul proprio territorio un sicuro miglioramento al sistema di soccorso e dell'emergenza, che in buona sostanza per spiegarlo, insomma, ai più, si connota del fatto che in tal modo le strutture operative poi di intervento delle singole forze di polizia beneficiano di un sistema che gli fa filtro per oltre il 52% delle chiamate, quindi la possibilità di dedicare, di ottimizzare le risorse dedicate agli interventi specifici a quegli interventi che meritano in maniera dedicata appunto l'intervento delle strutture operative. Il tutto avviene in un sistema che semplifica poi l'intervento degli operatori con la digitalizzazione di tutto il sistema della chiamata e della localizzazione del chiamante, quindi della possibilità di visualizzare su cartografia, diciamo, digitalizzata quelli che sono la localizzazione degli eventi, insomma un sistema molto complesso, molto delicato, e noi abbiamo voluto accogliere la richiesta del Presidente della Regione Veneto non solo di farlo, ma di farlo come da tradizione di questa Regione in maniera accurata, puntuale, disciplinata. Insomma, il Veneto ci ha chiesto di farlo come tutti gli altri, ma di farlo se possibile un gradino in più, diciamo, nel migliorare il sistema. Quindi noi confidiamo molto anche come modello, come diceva il Presidente della Regione. Il Veneto non è appunto una regione per cui questo sistema andrà a beneficio di 5 milioni di residenti ufficiali in una regione già di per sé importante, ma una regione che forse è la principale regione per transiti turistici, e quindi con una presenza, quindi siccome attingono poi al sistema di soccorso anche coloro i quali transitano per esigenze turistiche, quindi sarà a beneficio di un bacino di utenza di enorme importanza dal punto di vista della dimensione e dell'importanza qualitativa, perché sarà anche un modo con cui una delle cartoline del nostro paese nel mondo, che è appunto il Veneto, Venezia, insomma, con tutte le sue bellezze, insomma, si presenta con elementi di efficienza all'intero mondo. Quindi grazie anche per le parole che ha voluto rivolgermi il Presidente, anche rispetto a quelle che sono le contingenze del momento. Ecco, noi abbiamo avuto un'importante riunione prima anche in prefettura, il Comitato per l'Ordine Pubblico, dove abbiamo affrontato a 360 gradi con il Sindaco di Venezia, con il Procuratore, con tutte le istituzioni interessate anche sui temi di sicurezza pubblica, di ordine pubblico della provincia e della regione, e anche da questo punto di vista, insomma, diamo un occhio particolare a questa regione perché lo merita, perché, come dicevo, è una delle cartoline nel mondo, e quindi è un modo con cui ci presentiamo anche al mondo intero dal punto di vista anche della tenuta dell'ordine pubblico. Grazie, noi poi firmeremo questo documento, non so quando, adesso i cerimonieri. Perfetto. Grazie. Grazie a te, Presidente. Grazie. Grazie.
Adesso Ministro, grazie. Adesso Ministro a disposizione per un paio di domande, prego. Poi torneremo ovviamente, anzi no, forse restiamo perché se le domande sono poche, diceva il Governatore, sentiamo di cosa. Il Presidente Zaia nei giorni scorsi ha dato voce al sistema delle imprese che lamenta un fabbisogno di manodopera inferiore rispetto all'offerta. In particolare dice che i 10.000 circa migranti assegnati, uso questa semplificazione, insomma, al Veneto, sono largamente insufficienti al bisogno delle attività produttive. Vorrei sapere se ci sono delle prospettive di incremento in questo senso e anche conoscere una valutazione ulteriore del Presidente Zaia, se crede. Grazie. Quindi, rispondo io o il Presidente? Rispondo io? Tutte e due. Tutti e due sareste graditi. Allora, per quanto riguarda l'incremento delle disponibilità in relazione al fabbisogno rilevato, credo che lei faccia riferimento anche al famoso click day che c'è stato l'altro giorno sul decreto flussi che il Governo ha preparato. Premetto che quei decreti, quei provvedimenti, e il Governo l'ha preparato in tempi molto stretti rispetto ad esperienze precedenti, per una quota tutt'altro che secondaria nel numero complessivo rispetto alle ultime esperienze. La determinazione delle quote viene fatta attraverso interlocuzioni con le categorie produttive. Ho già detto che comunque alla verifica del consistente numero di richieste, consistentemente maggiore rispetto a quella che è la quota originaria prevista, il Governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che è il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Quindi vedremo adesso se ce ne sarà bisogno. Nel Veneto, come in tutta Italia, nessun problema ad estendere ulteriormente la quota di accesso ai benefici per l'ingresso per lavoro previsti da questo decreto flussi. Poi velocissimamente i numeri ci dicono che stiamo affrontando un periodo storico che assolutamente è florido per l'economia. Si pensi solo che il bilancio di febbraio è più 12.700 lavoratori. Abbiamo chiuso il 2022 con un bilancio che ci dice che è il migliore degli ultimi 5 anni, quindi anche con il pre-Covid. E questa è un'emergenza che oggettivamente dobbiamo affrontare, che è quella dei lavoratori. Dall'altro non stiamo parlando solo di figure professionali magari dedite ad attività manuali, ma stiamo parlando anche di figure professionali che hanno alta specializzazione. Non so, io ho imprese che mi dicono ma ho gli ingegneri dagli Stati Uniti piuttosto che dall'America Latina che debbono arrivare e non riescono ad avere i documenti per riuscire a cominciare a insediarsi nella mia azienda, piuttosto che altre necessità rispetto ad altri paesi. E penso che quello che dice il Ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese, ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che ovviamente non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori, ma è altrettanto vero che ci sono dei momenti nei quali la compensazione deve essere fatta, perché comunque oggettivamente noi abbiamo imprese che rispetto ad alcuni processi produttivi si vedono costrette o a rinunciare ai contratti o nuovamente a delocalizzare. Altro? Buongiorno Ministro, sono Angela Benedetta Gazzettino. Lei questa mattina ha incontrato il sindaco Luigi Lugnaro a Venezia, in ballo il progetto del posto dello sport all'interno del PNRR. Le faccio questa domanda: lei è consapevole del fatto che il suo collega Fitto in questo frangente a seguire l'istruttoria a Bruxelles? Le chiedo però, per quella parte di competenza del Ministero dell'Interno nel rapporto con i comuni, che cosa pensa di questa partita e se può darci qualche ragguaglio circa l'evoluzione. Grazie. Un dossier complessivo, quello del PNRR, e soprattutto dell'attuazione dei vari progetti che sono in carica ai comuni, che sono appunto sotto la supervisione del Ministero degli Interni. C'è il Ministro Fitto che è molto attivo, come lei ha detto, nei rapporti con gli uffici della Commissione per tutti quelli che sono gli elementi di criticità di cui si è parlato. Per quanto il Sindaco mi ha parlato di questo riferimento, a questo intervento su questa infrastruttura sportiva, io mi riservo di avere un'interlocuzione col Ministro Fitto riportando quelle che sono le invocazioni e gli auspici che mi vengono dal Sindaco di Venezia, che immagino siano analoghe a quelle di tanti altri sindaci. Ci stiamo lavorando, insomma, confidiamo anche su questo, insomma, di essere all'altezza di quelle che sono le aspettative dei territori.
parlando sempre degli arrivi e dell'accoglienza di sindaci che stentano ad accogliere nei propri comuni. E vediamo anche in queste ore, ad esempio nel Padovano, il sistema delle cooperative che dice di non reggere più, di non avere più disponibilità. Rischiamo di rivedere lo spettro dei grandi hub che tanto hanno creato problemi e non sono piaciuti nel recente passato? No, il governo è fortemente impegnato su una duplice direzione. Innanzitutto, come abbiamo detto, quello di trovare prima o poi una possibilità di rallentare, se non arrestare, questi flussi dai focolai più critici da cui stanno partendo. Questo sicuramente, ovviamente nella salvaguardia della salvezza delle persone che si avventurano in mare, insomma delle aspettative, come diceva anche il Presidente, di coloro i quali scappano da condizioni difficili dai luoghi di provenienza. Questo non c'è dubbio, però al netto di questo, insomma, in qualche modo quindi da frenare questo flusso incontrollato e quindi di avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori, un impatto critico, diciamo, anche se ovviamente la distribuzione capillare, quella a cui stiamo facendo ricorso, e di questo ringrazio i prefetti, i sindaci, le regioni, insomma, che si stanno facendo carico di questa distribuzione capillare proprio per evitare grandi concentrazioni. Sicuramente l'obiettivo non è affatto quello di rivedere le scene del passato a cui lei faceva riferimento. Altro? Silvia Mariotto del Corriere del Veneto, se possibile tornerei un attimo sulla questione della sicurezza in Veneto. Se il Ministro ritiene che il rischio anarchico abbia delle ripercussioni anche su questo territorio, e un'altra questione che riguarda Venezia. Questa mattina si è tenuto il COSP e se ci può dare qualche indicazione su come avete affrontato il tema, sugli allarmi che ci sono a Venezia. Grazie. Quello che lei chiama rischio anarchico è un'attenzione che noi prestiamo da tempo su tutto il territorio nazionale. Il Veneto è una regione importante, Venezia lo è, c'è una presenza. C'è stata una manifestazione che è stata affrontata con molta abilità, anzi colgo l'occasione per replicare i ringraziamenti e i compiacimenti che ho svolto nella riunione di prima al prefetto, il questore, il sindaco, per come è stata affrontata. Quindi più che preoccupazione, insomma, ecco, c'è un'occupazione del tema, quindi sicuramente lo stiamo tenendo sotto controllo, lo stiamo affrontando qui e altrove. Nella riunione abbiamo parlato a 360 gradi un po' dei problemi della sicurezza pubblica nella specificità dell'area metropolitana di Venezia. C'è un'attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famosa, insomma, che è un luogo dove si condensano alcuni fenomeni che noi qui come altrove abbiamo cominciato ad affrontare, dando soprattutto la visibilità di una presenza dello Stato e quindi di una volontà di occuparci di questi problemi anche in termini di rassicurazione della cittadinanza, quindi luoghi non lasciati a se stessi. Si è affrontato questo, si è affrontato tante altre cose, ecco, la presenza anche della criminalità organizzata e i rischi che ci possano essere, intromissione nei circuiti economici legali, ma non come fenomeno acuto, quindi solo come condivisione qui come altrove di tenere alta l'attenzione su questi fenomeni. Quindi abbiamo spaziato a 360 gradi, abbiamo preso atto di un sistema di sicurezza urbana che è all'avanguardia. Qui il concorso che c'è attraverso anche le polizie locali e la polizia locale di Venezia a quelle che sono le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza, quindi l'aiuto al sistema delle autorità di pubblica sicurezza. Se ne è vista traccia proprio nella gestione di questa manifestazione dell'altro giorno, e abbiamo quindi anche poi ho preannunziato al sindaco per il tramite del prefetto quindi anche la volontà di sostenere il sistema della sicurezza urbana delle polizie municipali di Venezia nella fattispecie, ma di questa regione, anche con tutti gli interventi che il Ministero dell'Interno mette in campo in termini di sostegno anche finanziario, tecnologico, le videosorveglianze e quant'altro. L'ultimo. Approfondendo la domanda che ha appena posto la collega in merito all'approfondimento sul COC tenutosi questa mattina in prefettura, per quanto attiene la questione di maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio a garanzia appunto dei residenti e non soltanto, anche dei turisti stessi. All'atto pratico ci saranno maggiori uomini, è previsto un numero
maggiore di presenza di forze dell'ordine in arrivo qui da noi? Grazie. Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Segnalo che ovviamente sono numeri che presi anno per anno possono essere limitati, però si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti, quindi persone che ormai hanno fatto gran parte del percorso della loro professionalità, della loro operatività. Anche Venezia e il Veneto saranno beneficiari proprio per quello che si diceva, sono contesti molto importanti su cui la pianificazione generale terrà conto delle caratteristiche del territorio, che ha una popolazione residente importante per numeri e qualità, ma ha soprattutto grandi presenze e quindi merita un'attenzione anche da questo punto di vista. Bene, grazie a Anna Maria Parisi che sta seguendo in diretta con i nostri operatori il ministro Piantedosi a Venezia. Siamo rimasti sulla diretta perché erano questioni importanti, migranti, la sicurezza, un numero unico per le emergenze e ovviamente l'immigrazione tiene comunque sempre banco. Vediamo un titolo pubblicato dal giornale di Menzolini: oggi il mondo sarà governato dai neri, la minaccia degli immigrati che sbarcano, e qui c'è il post in francese: tra 20 anni il mondo sarà governato dai neri. Allora, torniamo alla cronaca, con Italo Morao in regia c'è anche Mattia Pizzaia. Vediamo un pomeriggio di infortuni sul lavoro, quello di ieri, con davvero degli incidenti gravi a Pordenone e ad Udine e anche nella Marca trevigiana. Vediamo. Resta in gravissime condizioni il 22enne residente a Sacile, originario di Vittorio Veneto, colpito da una pesante pedana metallica ieri pomeriggio alla Terex, nella zona industriale di Fontana Fredda. Sul posto l'ambulanza e anche l'elisoccorso che ha trasferito il giovane all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni critiche. Una giornata, quella di ieri, funestata da un altro dramma sul lavoro in Friuli. La morte di un 27enne precipitato da 16 metri mentre montava pannelli fotovoltaici per conto della ditta Bioman in zona industriale a Maniago, in provincia di Udine. Negarono la somministrazione di una chemioterapia alla figlia 17enne che purtroppo morì di leucemia, ed è stata confermata la condanna per omicidio colposo dei genitori di Eleonora Bottaro. La Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni di carcere per i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa di Bagnoli di Sopra, morta di leucemia nel 2016, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. La ragazza aveva rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia che avrebbe potuto salvarla, una scelta presa quando era minorenne e quindi sotto la tutela dei genitori. Lino Bottaro e la moglie Rita Benini sono seguaci del metodo Hammer, il medico tedesco che venne radiato per la sua medicina alternativa che rifiutava l'uso dei farmaci per la cura dei tumori, che secondo il suo pensiero erano provocati da traumi o conflitti psichici non risolti. Per i giudici, i genitori hanno manipolato la volontà della figlia, impedendo la somministrazione dei farmaci chemioterapici, per questo l'accusa di omicidio colposo. Il calvario di Eleonora Bottaro è iniziato a fine 2015 all'ospedale di Schiavonia, la conferma della diagnosi di leucemia, da qui il trasferimento al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. La ragazza è minorenne e i genitori negano così il consenso alla chemioterapia. Secondo i medici il trattamento avrebbe avuto l'85% di possibilità di salvarla. Il comitato etico dell'azienda ospedaliera informa il tribunale, ma i genitori trasferiscono Eleonora in un ospedale svizzero per curarla con la medicina alternativa a base di vitamina C, prima che il tribunale riesca a sospendere la potestà genitoriale. Quando la giovane torna in Italia nell'agosto del 2016 ha appena compiuto 18 anni. Morirà poco dopo. Da qui il processo ai genitori per omicidio colposo. La conferma della Cassazione della condanna metterà la parola fine a questa dolorosa vicenda. Stiamo a Padova, accusarono la preside di aver imposto l'uso della mascherina in classe agli studenti durante la pandemia e sono stati condannati per calunnia e falso.
Erano stati loro i primi a denunciare, ma sono stati loro alla fine ad essere condannati. Il giudice per l'udienza preliminare infatti ha condannato con rito abbreviato per calunnia una coppia di genitori no mask che avevano accusato di maltrattamenti la preside, il vicepreside e il coordinatore di classe della scuola media Petrarca, frequentata dal figlio, che durante la pandemia, seguendo i protocolli sanitari, avevano imposto l'uso della mascherina in classe. I genitori sono stati condannati a 1 anno e 4 mesi con la sospensione della pena. Accusati inoltre di falso dovranno risarcire le 3 vittime con 10.000 euro a persona. La dirigente scolastica Concetta Ferrara, all'epoca dei fatti, era la preside della scuola media Petrarca e commenta così la sentenza. In un momento in cui la scuola aveva bisogno di collaborazione, non certamente di essere attaccata, perché le ricordo che all'epoca dei fatti non esistevano ancora i vaccini e noi abbiamo assistito a circa 1.000 morti al giorno. I dirigenti scolastici dovevano cercare in tutti i modi di tamponare questa emergenza, vista la caratteristica tipica della scuola, che è un agglomerato di persone, di bambini. La preside, per aver imposto l'obbligo di indossare la mascherina prevista dalle normative anti-Covid, si era vista accusata insieme al suo vice e al coordinatore di maltrattamenti e addirittura violenza privata. Accuse del tutto infondate, come ha stabilito il giudice che ha ribaltato la sentenza nei confronti dei genitori no mask, che sono stati imputati per calunnia. Io non voglio i soldi di nessuno, fortunatamente non ne ho bisogno, quindi penso di devolvere, cioè sto pensando a quale associazione devolvere questi soldi. Nell'inchiesta sono stati indagati per falso anche i 4 medici, tutti con studio fuori regione, che avrebbero certificato senza mai visitare il bambino che non poteva indossare la mascherina. E avete sentito dal Ministro degli Interni a Venezia quanto sia importante per il governo garantire la sicurezza dei cittadini. Fanno la loro parte anche i sindaci. Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, ha proposto bodycam e taser per gli agenti della polizia locale. Sentiamo cosa dicono i vicentini. Bodycam e taser sono 2 elementi fondamentali anche per le nostre polizie. Francesco Rucco, in prima linea nella lotta al degrado, punta ad elevare le condizioni di sicurezza degli agenti di polizia locale. Per questo ha proposto di ampliare il loro equipaggiamento anche con bodycam, la telecamera individuale indossata dagli agenti in servizio, utile per raccogliere prove e documentare gli interventi, e con il taser, la pistola elettrica già in dotazione da 1 anno a carabinieri, polizia di Stato e finanzieri. Cosa ne pensano i vicentini? Se utilizzata bene, sì. Penso di sì, che sia buona, una buona idea. Senz'altro qua c'è bisogno di sicurezza, di più. Se la pistola è come deterrente è un discorso. Certo che da qua arrivare come gli Stati Uniti, dove è un attimo che ti viene teserata e ti prendi una cosa così. Io direi di sì. Cioè con le dovute però garanzie, formazione adeguata, controlli successivi sull'utilizzo, perché si sa che dopo tutte le cose possono essere utilizzate in modo più o meno... Vabbè, è un addestramento, sapranno poi loro cosa fare, insomma siamo nelle loro mani alla fine. Forse i vigili urbani è un po' esagerato, però non saprei. Io sarei favorevole, soprattutto in certi luoghi della città, dove c'è lo spaccio e ce ne sono parecchi qua a Vicenza, perciò sarebbe anche per loro stessi insomma una maggiore sicurezza. No, non credo che sia una buona idea per risolvere il problema della sicurezza. Sarei veramente d'accordo, perché tante volte si accusano le forze dell'ordine di aver fatto azioni che non hanno fatto, almeno lì viene tutto ripreso, si vede anche in America le usano, perché no? Per loro è anche uno senso di protezione anche per le forze dell'ordine, quando vanno a intervenire almeno c'è una testimonianza ben chiara. Per il taser quando serve si utilizza, piuttosto di prenderle è meglio usarlo. Far rispettare più che altro appunto le forze dell'ordine, anche per loro stessi. Altro che buonissima, era ora, sì. Almeno ci sentiamo più sicuri. Assolutamente è un'ottima idea, visto e considerato anche gli ultimi eventi di cronaca locale che non ci lasciano dormire sonni tranquilli, quindi è auspicabile che la polizia locale possa essere dotata di questi strumenti tecnologici. Sono pienamente d'accordo. E forse anche troppo poco. Per fortuna esco abbastanza presto la sera, verso le 8:30 non succede niente, è di notte che succedono le cose e dovrebbero essere più presenti sicuramente i vigili anche di notte. E avere questi strumenti è una garanzia. È una garanzia anche per loro soprattutto. Vediamo il caso del 17enne che aveva accusato la polizia a Padova di lesioni, calunnie e abusi
commessi durante un controllo in cui si era sentito dare dello spacciatore. La Procura di Padova ha revocato l'iniziale richiesta di archiviazione dell'indagine. Sentiamo in diretta Chiara Gaiani con Cristian Roque Allien, il nostro operatore, insieme all'avvocato della famiglia. Vediamo. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo nello studio dell'avvocato Cristina Bissacco, che è il difensore della famiglia del 17enne. Brevemente i fatti: poco prima di Natale un controllo di polizia, mancavano pochi minuti alla mezzanotte della sera, il ragazzo stava facendo ritorno a casa, viene poi riaccompagnato a casa il ragazzo, i genitori sono addirittura convinti che abbia subito un incidente stradale. Avvocato, mi corregga se sto dicendo delle cose errate. Con noi appunto Cristina Bissacco, che tutela la famiglia. All'inizio la Procura di Padova chiede l'archiviazione delle indagini su questo controllo di polizia che, secondo la famiglia del 17enne, presenta più di qualche punto oscuro. La notizia è che la richiesta di archiviazione è stata revocata. Questo ovviamente consentirà di fare luce su questa vicenda che, secondo la famiglia del 17enne, ha vari punti oscuri, e questa è una cosa che per voi è importante. Era questo che vi ha mosso a fare la denuncia a querela, avvocato? Sì, esatto. Innanzitutto saluto i telespettatori. E sì, la famiglia ovviamente aveva ravvisato diverse, diciamo così, stranezze su quanto accaduto quella sera, senza considerare il fatto appunto che il ragazzo in realtà non voleva assolutamente sottrarsi al controllo di polizia. Il ragazzo ha riferito che gli agenti appunto non si erano qualificati, quindi si era spaventato, li aveva scambiati per degli aggressori, e da lì poi è nato, diciamo così, l'intero problema. E come diceva lei appunto, inizialmente c'era stata una richiesta di archiviazione, abbiamo anche conferito con il pubblico ministero, il quale ci ha detto che invece ha deciso di revocare questa richiesta di archiviazione, probabilmente dovuta, diciamo, ad un errore burocratico, e adesso siamo fiduciosi nelle indagini, nel fatto che verranno svolte delle indagini, quindi speriamo veramente di far chiarezza. Ecco, tra l'altro ricordiamo che per questa vicenda il 17enne è stato interrogato dal Tribunale dei minori, perché deve rispondere di una denuncia penale. Sì, esatto, è stato denunciato di fatto dai poliziotti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Abbiamo avuto l'interrogatorio il 27 di febbraio, abbiamo spiegato tutto e abbiamo anche depositato come memoria difensiva la querela che avevamo depositato precedentemente, cioè una settimana prima, davanti al Tribunale ordinario. Ecco, una vicenda che ha richiesto comunque che il ragazzo e la famiglia del ragazzo che lo sta sostenendo potesse rifletterci, potesse pensarci. Nel frattempo voi non siete stati fermi in questi circa 2 mesi che sono passati, avvocato, avete cercato di cristallizzare tutto. Certo. Beh, innanzitutto i fatti, come diceva lei, dottoressa, sono avvenuti il 16 di dicembre, quindi poco prima della pausa, insomma, delle festività natalizie. Il ragazzo era molto provato, quindi abbiamo proprio deciso di comune accordo con la famiglia di lasciarlo stare durante le vacanze di Natale, ma nel frattempo di cristallizzare tutto. Abbiamo chiesto ovviamente un racconto al ragazzo, poi i genitori hanno voluto anche loro darmi la loro versione, quindi altri 2 racconti da parte dei genitori. Abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che ci potesse essere utile per dimostrare, almeno nel minimo delle nostre disponibilità, cosa fosse accaduto quella sera, e questo ovviamente ha richiesto tempo. Poi è stata una querela oltretutto meditata, perché inizialmente il ragazzo era molto provato e non se la sentiva proprio neanche di agire, e di conseguenza i tempi si sono, diciamo, un po' protratti da questo punto di vista. Quando il ragazzo si è sentito meglio abbiamo subito depositato la querela. Ecco, di questa vicenda si sta interessando anche l'associazione Stefano Cucchi attraverso la senatrice Ilaria Cucchi. Sì. Ci sono stati proprio dei contatti diretti? Sì, sabato scorso la famiglia ha incontrato la senatrice a Ferrara e ovviamente si sono confrontati, hanno raccontato la loro storia. So che la senatrice, insomma, ha preso molto a cuore il caso e li ha assicurati sul fatto che li seguirà. Io stessa sono stata contattata ieri dalla senatrice e così, insomma, ci siamo sentite telefonicamente. Questa vicenda potrebbe finire in Parlamento, avvocato?
Guardi, questo adesso io non glielo so dire, vediamo un po' cosa deciderà di fare la senatrice, ecco. Ovviamente c'è fiducia nella giustizia che le indagini che sono state nel frattempo affidate ai carabinieri possono portare alla verità sostanziale dei fatti. Certo, è questo lo scopo, cioè la fiducia c'è sempre nella magistratura, nel suo operato. E è importante però che le indagini vengano fatte, è importante che si cerchi di capire qual è la verità di quello che è successo. Ecco, allora ringraziamo Cristina Bissacco e da Padova restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani. Torniamo a Venezia, Palazzo Bavica, che c'è il presidente Zaia che sta parlando, sentiamo. Che magari qualche anno fa addirittura non era più annoverata come comunità che poteva creare nuovi flussi. E giorno dopo giorno si vedrà quello che accadrà. Di certo queste parole del Ministro ci rassicurano. Ma auspica qualche finanziamento per invogliare a fare accoglienza diffusa, perché adesso si fa fatica appunto a distribuire i migranti? Ma guardi, io auspico che si possano aiutare queste povere persone a casa loro, perché la vera soluzione del problema è aiutarli a casa loro, fare in modo di ricreare condizioni ovviamente per la sostenibilità delle loro vite e anche di democrazia. Presidente, posso? Ma l'Europa ha pagato questo tipo di problema con milioni e milioni, sto parlando della Turchia, sto parlando del problema della Siria, quindi sembra più un lavarsene le mani che un risolvere a casa loro le problematiche. Come vede quindi la gestione di queste problematiche e di dare una mano? È chiaro che io non mi occupo di questi temi, li guardo anch'io da osservatore esterno, ma è pur vero che l'Europa deve interpretare il confine di Lampedusa come il confine europeo e non il confine italiano. L'Italia non si può far carico di tutti i flussi migratori del Mediterraneo, visto e considerato che noi siamo la porta d'Europa. Però tanti passano in Italia e se ne vanno perché in Italia non vogliono restare, il lavoro sta altrove. Ma ci sono i congiungimenti familiari, diciamo legami che hanno con altre comunità in giro per l'Europa, questo è poco ma sicuro, ma è altrettanto vero che la prima fase, che è quella più delicata, che è quella dell'accoglienza del profugo, dell'immigrato che arriva, dell'immigrante economico, è la fase più delicata, è quella che deve essere più strutturata ed è quella che oggi è in pancia all'Italia, questo è innegabile. Che poi vadano in Svezia a ricongiungersi con la loro famiglia, ma tutta la fase prima è quella preoccupante, non quella del ricongiungimento finale. Presidente Zaia, dopo l'incontro con il Ministro degli Interni Piantedosi, ovviamente l'immigrazione al primo posto in questa giornata. Vediamo, torniamo alla cronaca, andiamo a Vicenza, a Montecchio Maggiore, si è rovesciata un'auto questa mattina in seguito ad un incidente, è rimasta ferita una donna. Vediamo. Montecchio Maggiore. Sono le 8 del mattino quando in via Lovara un'auto finisce rovesciata dopo essersi schiantata contro un platano. Ferita la conducente. Sul posto accorrono i vigili del fuoco da Arzignano che mettono in sicurezza l'auto ed estraggono la donna alla guida, rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo, che viene presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. E un altro episodio di un accattone che ha rigato un'auto in sosta. Siamo sempre a Vicenza, vediamo. Danneggia la fiancata di un'auto in sosta con un oggetto appuntito, ma viene incastrato dalle telecamere installate nella vettura. È successo a Monteberico quando i carabinieri di Vicenza sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva appena constatato un grosso danno alla carrozzeria della sua auto. Un lungo solco sulla fiancata fatto con un oggetto appuntito. I sospetti sono caduti su uno straniero conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora, dedito all'accattonaggio. L'uomo 27enne, irregolare in Italia e con precedenti, ha tentato di sviare le ricerche accusando un ignoto, ma ad inchiodarlo sono state le telecamere in dotazione alla vettura visionate dai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento. L'esplosione di Sant'Urbano con una madre di famiglia che è rimasta vittima di questo scoppio avvenuto per una fuga di gas e oggi si è svolta l'autopsia. Vediamo. Chi più chi meno
Turismo inquietante, ho ritenuto necessario chiedere l'intervento dei carabinieri. È incredulo Guido Temporin, vice sindaco di Sant'Urbano, tra i primi domenica ad accorrere in via Gorghi dopo l'esplosione della villetta che ha cambiato per sempre la vita della famiglia di Michelangelo Negrello e dei suoi 2 figli di 9 e 3 anni. Mancavano pochi minuti alle 8 quando Alina Krenician, scesa in cucina per preparare la colazione, ha innescato, forse con l'accensione della luce, l'esplosione seguita da un devastante incendio. La donna, 36 anni, è morta, feriti i figli e il marito, salvi solo perché si trovavano nelle stanze del primo piano. Da domenica la villetta è sotto sequestro, ma anche meta di continui viaggi di curiosi, tanto che tutta la proprietà è stata picchettata dai carabinieri che garantiscono protezione alla famiglia Negrello con passaggi frequenti. Per Michelangelo e i suoi figli è stata da subito una gara di solidarietà, con l'invio di abbigliamento e beni di prima necessità grazie a una raccolta avviata dalla Proloco di Sant'Urbano. Sul fronte delle indagini, i primi riscontri avrebbero individuato nel cattivo funzionamento del piano cottura della cucina la potenziale causa del devastante scoppio di domenica. Oggi sul corpo di Alina Krenician sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di incendio, crollo, disastro colposo e omicidio colposo. Solo dopo il corpo della giovane moglie e mamma potrà essere restituito alla famiglia per una degna sepoltura. Quindi oggi l'autopsia, ma poi il problema del turismo macabro, no? È incredibile, curiosi che vanno a vedere la villa, la casa esplosa. Andiamo adesso in diretta da Lonigo con Luisa Bertini, perché c'è stata l'ennesima spaccata in un negozio di biciclette, un locale storico della città che era già stato nel mirino dei ladri. Vediamo. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Lonigo, all'interno del negozio del signor Luca Pozza, che è stato razziato. Quella che vedete alle mie spalle è una vetrina che è stata completamente distrutta. Adesso c'è un pannello in legno, tante le biciclette che le sono state rubate. Cosa è successo stanotte? Beh, praticamente verso le 4 di mattina ho sentito un forte colpo e subito dopo ha suonato l'allarme e ho capito subito che stavano tentando un furto, anche perché la stessa cosa l'avevano fatta ancora a novembre. Però diciamo che a novembre non sono riusciti a portare via niente perché sono sceso in tempo, io e il cane, e appena ci hanno visti sono fuggiti. Invece questa volta sono stati molto più veloci, probabilmente hanno organizzato meglio la cosa e il tempo che sono sceso dalle scale e sono entrato in negozio avevano già caricato una macchina e un furgone e erano fuggiti. Perché la dinamica è stata questa, loro sono arrivati con un furgone e hanno distrutto completamente la vetrina. Sì, facendo retromarcia col furgone hanno buttato giù il vetro. Probabilmente erano più di 5-6 persone, hanno preso una bici a testa, caricato il furgone. Il tempo che sono entrato ho sentito le porte delle macchine chiudersi e sono partiti. Ho visto che c'era un furgone davanti, una macchina dietro, che poi sono riuscito a prendere il numero di targa, e una macchina che era stata rubata qua a San Bonifacio il giorno prima. E i danni e le bici rubate a quanto ammontano? Quante bici le hanno rubate? Allora, purtroppo ho portato via sulle 6-7 biciclette, però tutte di valore molto elevato, quindi il danno è molto consistente. Oltre al danno materiale, però purtroppo il valore delle bici era molto alto. Lei diceva si aggira sui 50.000 euro? Penso oltre 50.000 euro. Adesso stiamo facendo un po' tutti i conteggi, che devo fare denunce ai carabinieri, però penso che superiamo abbondantemente 50.000 euro. Ecco, lei è un po' esasperato da questa situazione. Beh, diciamo che la situazione è tragica per il nostro settore, perché tutti i negozi sono visitati da questi ladri che penso che, a giudicare dalla dinamica, sono sempre gli stessi, perché qua in tutta la provincia di Vicenza o anche in zone qua vicine ho visto che il modo di operare è sempre lo stesso, praticamente con la macchina e un furgone sfondano le porte e le vetrine, entrano e in pochi secondi portano via quello che gli interessa. Il problema è che siamo indifesi su queste cose, perché purtroppo le forze dell'ordine non è che possono piantonare i negozi tutte le notti, bisogna trovare delle soluzioni, mettere delle serrande e blindarci dentro, perché non c'è altra possibilità a questo punto, per cui altri costi.
Ecco, io ringrazio il signor Pozza e restituisco a voi linea studio. Stupisce sempre, sorprende sempre, grazie a Luisa Bertini, la rabbia contenuta, dignitosa delle vittime di questi furti, no? Che sono ovviamente indignati, ma con molta tranquillità commentano l'ennesimo reato di cui sono stati vittime. Avete sentito prima il ministro Piantedosi, una domanda dei giornalisti era quella sul Bosco dello Sport, quindi uno stadio, un palasport che si vorrebbe costruire a Tessera, e c'è anche una polemica con Firenze, anche lì per uno stadio, e c'è la guerra quindi tra Venezia, Firenze e Bruxelles per i fondi del PNRR, perché la Commissione europea su queste opere ha storto il naso. Vediamo il servizio. Il nodo del Bosco dello Sport di Tessera si scioglierà tra un mese, quel mese in più che la Commissione europea si è presa per decidere se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano essere spesi per la costruzione di uno stadio da calcio e di un palasport, un progetto sul quale peraltro è arrivato anche un ricorso al TAR di Italia Nostra. Il governo, d'intesa con i sindaci e con i ministeri dell'Interno e dell'Economia, detto il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, predisporrà delle risposte di chiarimento sui progetti sotto esame, auspicando che si trovi una soluzione. Se Bruxelles prende tempo, il mondo politico veneziano è già da tempo diviso su come spendere i fondi del PNRR in città. È impensabile, e infatti non accade così in nessuna parte d'Italia, che un intervento del genere di milioni di euro sia finanziato completamente dal pubblico senza alcun intervento privato e di fatto avendone in realtà un beneficio soprattutto appunto le società private. Da questo punto di vista quindi non ci sorprende la bocciatura o comunque le critiche da parte dell'Unione Europea o i dubbi rispetto a tale tipo di intervento. Oltre che per il Bosco dello Sport di Tessera, altre perplessità della Commissione europea sull'uso dei fondi del PNRR in Italia riguardano il loro impiego per ristrutturare lo stadio Artemio Franchi dove gioca la Fiorentina, ma l'asse tra Venezia, Firenze e il governo, sostengono a Cafarsetti, chiarirà ogni dubbio. Il sindaco Brugnaro insieme ai colleghi dell'ANCI e al collega di Firenze Nardella si sono già sentiti con il ministro Fitto e faranno tutte le precisazioni del caso sugli ulteriori documenti richiesti dalla Commissione europea. Siamo fiduciosi che il ministro Fitto, comunque il governo italiano, che avevano già dato l'ok e già approvato i progetti del PNR, tra cui il Bosco dello Sport di Venezia, possa continuare ad andare avanti e possa anche dare quella spinta decisiva affinché si arrivi all'approvazione finale. E c'è molta attenzione sul fronte del PNRR perché queste risorse che dovrebbero arrivare dall'Europa sono a rischio, ci sono grossi ritardi, potrebbe non arrivare la terza tranche, c'è ovviamente preoccupazione e anche le critiche dei partiti. In questo caso sentiamo cosa dice Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Rischia il Veneto, rischia l'intero paese. Stiamo parlando di quasi 200 miliardi di euro che sono stati messi a disposizione dall'Europa con tasse europee sui cittadini europei, e il nostro paese, come è noto, è il paese che prende più soldi da questi grandi progetti, di queste 6 grandi aree tematiche, e all'interno di questo certamente il Veneto ha un peso di circa il 10%. Una partita miliardaria che sta scontando troppi ritardi, quella del PNRR, è scandita dai ripetuti allarmi degli enti locali, spesso sprovvisti del personale necessario anche per la stesura dei progetti. Tempi lunghi, burocrazia che non funziona, assenza di competenza all'interno della pubblica amministrazione, che non sempre è in grado, anzi spesso non è in grado di far fronte a progetti di questo tipo, progetti a volte che non stanno in piedi. Ferrazzi porta l'esempio del nuovo stadio di Venezia, per cui la Commissione europea ha chiesto approfondimenti al pari del rifacimento di quello di Firenze, ma la questione non coinvolge solo comuni ed enti, la messa a terra spetta alle imprese. Il mondo industriale di Treviso, Padova e Venezia resta fiducioso. Io sono ancora positivo e confidente che possono arrivare i fondi e essere spesi per le opere previste, quindi adesso diamo fiducia al governo e diamo fiducia alla regione che possono portare tutte le risorse necessarie nel nostro territorio. Sullo sfondo le parole del capo dello Stato proprio sul PNRR. È il momento di mettersi alla stanga, ha detto Mattarella scomodando Alcide De Gasperi pochi giorni fa. E a proposito di citazioni: io sono un inguaribile ottimista, Don Sturzo diceva sono unitario ma federalista impenitente.
E da autonomista impenitente dico che le risorse dedicate al Veneto devono venire in Veneto, non devono andare da altre parti. Questo è poco ma sicuro. Dopodiché sul PNRR, l'ho detto fin dall'inizio, c'è l'articolo 21 che permette la rinegoziazione del trattato, qualora vi siano anche nuove esigenze, ad esempio il tema dell'aiutare le famiglie sui costi energetici piuttosto che fare investimenti nella riconversione green, sta diventando prioritario ed è giusto che si investa, il che non vuol dire togliere risorse a chi già ce le ha. Sono uscite le pagelle sull'azione delle USL con voti buoni e meno buoni, e la UL 7 in particolare pedemontana è stata bocciata dai sindaci e dalla quinta commissione e invece promossa dalla giunta regionale. Si tratta della UL 7 del direttore generale Bramezza. Sentiamo cosa dicono i bassanesi. Le pagelle alle ULS del Veneto fanno discutere e sono in molti, nell'area di competenza dell'ULS 7 pedemontana diretta da Carlo Bramezza, a non trovarsi d'accordo con il quinto posto in classifica, su 9 totali, raggiunto dall'azienda sanitaria bassanese. Cittadini e pazienti, al contrario della politica regionale, sarebbero stati molto più severi nel giudizio. Hanno dato un voto alle varie ULS della regione Veneto, promosse, chi più chi meno. L'ULS 7 si è classificata quinta su 9. Domanda, lei che voto darebbe alla sanità locale? Per fortuna non ne ho bisogno, una salute che ad oggi sto bene, però io darei sempre 1 a tutte, nel senso negativo, perché devono far di più, tutte quante. Lei che voto darebbe alla sanità nostra? Qua a Bassano? Sì. Meno di 0. Meno di 0, perché se io mi tiro giù il giubbotto, le faccio vedere il mio stomaco, sono una cicatrice sola, è una cartina geografica, manca la vasciugana. Non ti possono trattare come cioè ti senti trattato male. Perciò 0. I problemi sono di tutti i giorni e ci sono sempre problemi. ULS senza problemi non sarebbe ULS. La politica ha sempre, giusto? C'è sempre stata politica. Quindi non è una meraviglia. Facciamo parte della stessa barca di tutti. E politica c'è dappertutto. Lei che voto darebbe alla sanità qui? Allora, più di 5, ma non darei il top, diciamo 3. Perché diciamo che io ho avuto molto bisogno della sanità e ho trovato persone professionali, Il problema sta quando devo prenotare gli appuntamenti che si dilatano e magari sarebbe bisogno di farli un po' prima per accertare effettivamente la patologia. Io sono da Breganze, perciò di solito vado all'ospedale di Sant'Orso e mi sembra che ci sia una carenza di personale. Poi per la struttura invece funziona, secondo me, è solo che se manca il personale è difficile far funzionare bene le cose, insomma. È un po' difficile rispondere in questo momento. 5. Un po' sotto la sufficienza. Per il motivo anche molto semplice, le liste di attesa sono infinite. Lo spazio vuoto che rimane tra il medico di condotta, paziente e ospedale. Se io sono ammalato vado al mio medico di condotta, ero abituato che il mio medico di condotta mi visitava, mi consigliava, bla 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 bla, e mi sosteneva. Oggi tutto è delegato al pronto soccorso, tutto è delegato agli specialisti, tutto è delegato. Forse c'è questo passaggio che per la nostra età, per carità. Ed è fortemente deluso dalla ULS veneziana l'assessore ai trasporti del Comune di Venezia Renato Boraso, che ha portato il padre anziano al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo e ha aspettato 3 ore per poi sentirsi dire che lo specialista quel giorno non c'era. Sentiamo l'assessore. Quando hanno visto che me ne stavo andando, qualcuno ha informato che mi sono leggermente arrabbiato, visto che mio padre è anche ottantenne e invalido al 100%, mi arriva una telefonata, ma torni qui a fare... Torni, ma state scherzando? Ma cosa pensate che siamo al mercato? Gli ho detto qui. Torni e che cosa?
Era in attesa da 3 ore al pronto soccorso dell'Angelo e quando ha capito che sarebbe stato inutile aspettare ancora, l'assessore Renato Boraso ha perso le staffe e ha preso la porta. Passata un'ora, passata 2 ore, alla terza ora è uscita una del banco dell'informativo, mi fa: ma lei da quant'è che 3 ore e mio papà è invalido qua, stiamo aspettando sta viglia, ma guardi che non c'è mica oggi di domenica l'odontoiatra al massillofacciale. A quel punto cosa sto aspettando? A questo punto vado via. Secondo l'ULSS 3 Serenissima di Venezia, però, l'amministratore avrebbe voluto forzare la mano ottenendo un trattamento di favore. Quindi, di fronte alle proteste e all'insistenza, la chiamata in ambulatorio è stata anticipata rispetto all'ordine del triage, per il quale era stato dato colore bianco, ma lui respinge le accuse. Ma lei non mi sono mai permesso di chiedere favoritismi, è una cosa vergognosa quello che hanno dichiarato. Poi mettermi in bocca dichiarazioni mendaci, secondo cui io vorrei far pressione per aver favoritismi e pronti soccorsi, o mi chiedono scusa, altrimenti agirò con i miei legali nelle sedi competenti. Il pronto soccorso stigmatizza l'atteggiamento di Boraso nei confronti degli operatori sanitari che dedicano la loro attenzione alla malattia e al malato e non al ruolo istituzionale di chi lo accompagna. Lì in quel contesto si sono accorto che sono Boraso, ma era mio padre l'ammalato, d'accordo? L'invalido al 100% che era d'accordo. Lì probabilmente hanno preso paura. La storia, insomma, sembra non finire qui. Voglio le scuse per dichiarazioni mendaci che hanno fatto nei miei confronti. Cioè, io scriverò una lettera a Zaia personale. Renato Boraso con un diavolo per capello, potremmo dire. Vediamo la tensione massima tra Fratelli d'Italia e Lega in Veneto dopo una intemerata dell'assessore Roberto Marcato. Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice: vabbè, vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della festa del popolo veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del popolo veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega. Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione. Starà poi al presidente Zaia capire o cercare di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consiglieri regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche insomma lo strumento che ha detto di adoperare Marcato magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica, fa intendere, si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, se abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare
la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine. E un altro casus belli a Bassano del Grappa per il passaggio di un consigliere comunale dalla Lega a Fratelli d'Italia. Vediamo il servizio di Monica Smiderle. Buongiorno a tutti, siamo a Bassano del Grappa, oggi conferenza stampa del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia per gettare le basi del gruppo in vista anche delle prossime elezioni amministrative dell'anno prossimo a Bassano del Grappa. Con me Nicola Giangregorio, che è il coordinatore del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia, il vice sindaco di Bassano Andrea Zonta e il consigliere comunale di maggioranza Mauro Zen. Allora partiamo da lei, Nicola Giangregorio. Come detto, si gettano le basi di questo nuovo percorso bassanese di Fratelli d'Italia. Sì, oggi è una giornata importante per Fratelli d'Italia a Bassano del Grappa, perché comunque al di là di quello che è il lavoro fatto sia a livello nazionale che a livello regionale, sul territorio ci stiamo radicando e la giornata odierna è appunto l'apice di questo tipo di lavoro che abbiamo fatto in questo periodo. Con l'ingresso di Andrea Zonta e Mauro Zen cominciamo a tessere quello che saranno anche i rapporti, che sono stati sempre rapporti di alleanza con il centrodestra, quindi con la Lega e Forza Italia, e questo passaggio, che è un passaggio condiviso con la Lega, è appunto il nostro punto di forza da cui partire per portare avanti quelle che sono le promesse che abbiamo abbiamo dato ai cittadini quando ci hanno votato e ci hanno eletto al governo di questa città. Senta, parlando invece di quello che sta succedendo a livello regionale con Fratelli d'Italia, insomma, che sta alzando un po' il tiro e sgomita un pochino per ricavarsi uno spazio maggiore, e la Lega che proprio non ci sta. Ecco, a Bassano, visto che Mauro Zen esce dal gruppo consigliare della Lega per confluire in Fratelli d'Italia, sta succedendo un po' questo? No, non sta succedendo questo, perché come ho detto prima questo passaggio è stato un passaggio condiviso con la Lega. Quello che è stato comunque recepito e quello che è stato comunque il frutto di un ragionamento condiviso è rafforzare questa maggioranza, portare le nostre esperienze, il nostro contributo affinché questa maggioranza arrivi a fine mandato con chiaramente la risoluzione degli obiettivi che si sono dati all'inizio del mandato. E come ho detto già in altre occasioni, per noi tra di noi siamo come in una famiglia, ci si confronta, si litiga, però poi si esce con un'idea condivisa. I nostri invece avversari politici sono a sinistra e resteranno a sinistra. Andrea Zonta, vice sindaco, si parla di scelte condivise, ma insomma lei si è presentato agli elettori con la lista del sindaco Pavan, oggi sposa la causa di Fratelli d'Italia. Come cambieranno, se cambieranno, gli equilibri? No, gli equilibri all'interno dell'amministrazione non cambieranno assolutamente. Sgombriamo questo arcano mistero, perché io sono vice sindaco, sono stato nominato da Elena Pavan suo vice sindaco e pertanto la mia sarà una lealtà fino alla fine del mio mandato e pertanto del mio incarico, più che altro, che è la fine del mandato. Io ho scelto oggi di far parte di Fratelli d'Italia, un percorso mio personale che in quest'area dura da tantissimi anni. Era corretto, l'ha detto prima il coordinatore, cercare di dare anche all'interno, se volete, dell'amministrazione un segnale di unità, non certamente di divisione, un segnale di unità del centrodestra, che è composto in questo momento da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Questo mio ingresso dà, se volete, un po' di spessore a questa volontà di cercare un percorso che porti alle elezioni 2024 questa compagine compatta e con argomentazioni che le possono permettere di vincere anche la prossima volta. E questo era il servizio di Monica Smiderle da Bassano
del Grappa. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo e parleremo di Sua Maestà il vino veneto, con un export che rasenta, anzi supera i 2 miliardi l'anno. Ne parleremo con Giancarlo Aneri, imprenditore vinicolo. A tra poco, state con noi. Andiamo per questo. Nuovo in diretta con Focus TG, siamo in compagnia, ringrazio e lo saluto, Giancarlo Aneri, imprenditore vinicolo. Buongiorno, dottor Aneri. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie, bentornato. Allora, abbiamo fatto un titolo, Sua Maestà il vino del Veneto, perché insomma i dati dell'export anche nei periodi di difficoltà sono straordinari. Come sta andando? Le dico di più, siamo alla vigilia del Vinitaly, e il Vinitaly è l'avvenimento più importante che c'è al mondo nel settore vinicolo. È tornato l'entusiasmo del 2019. Nel 2019 le aziende hanno avuto dei bilanci positivi e delle grandi soddisfazioni di crescita. Adesso noi siamo come il 2019, ma siamo il numero 1 al mondo nella produzione, nell'esportazione e direi anche nel riscontro rapporto qualità-prezzo, perché la qualità del vino italiano tutti ce la invidiano, perché noi siamo i numeri 1, perché c'è una storia dietro che è legata alla campagna, alla famiglia e alla voglia di fare. Io ho sempre trovato in giro per il mondo dei miei colleghi che avevano una borsetta e la bottiglia dentro e sono andati a fare gli ambasciatori. Oggi non ce n'è più bisogno, ma bisogna consolidare tutto quello che hanno fatto i nostri vecchi prima e che faremo noi insieme ai nostri figli. Ecco, vorrei ricordare che il vino Giancarlo Aneri è andato alle tavole di teste coronate, di presidenti, di personaggi dello spettacolo, davvero una vita intensissima e con incontri di prima grandezza. Guardi, ognuno fa un progetto nella sua azienda. Il progetto che ho fatto io quando ho cominciato è stato quello di pensare al mondo come una possibilità dietro l'angolo. E i capi di Stato, io penso che Aneri sia una delle poche aziende al mondo che ha fatto conoscere l'Amarone Aneri e il Prosecco a tutti i capi di Stato importanti di questi ultimi 25 anni. Allora io dico, quando un capo di Stato a una cena ufficiale conosce un vino buono, pensa che l'Italia sia a livello di eccellenza. Perciò il messaggio del vino, il messaggio della gastronomia sono biglietti da visita che aprono strade anche ad altri settori. Ecco, io sono molto affezionato a questa foto. Intanto stiamo vedendo immagini della famiglia di Giancarlo Aneri, anche i bambini sono impegnati, dottor Aneri. Guardi, io ho 3 nipotine, Lucrezia, Ludovica, Giorgia e un nipotino che si chiama Leone. Hanno già il ruolo nell'azienda. La più grande, siccome ha il carattere, la Lucrezia come il mio, farà la comunicazione e il commerciale. La seconda, che è bravissima a fare i conti ed è molto precisa, farà l'amministratore delegato. La terza, che è estrosa, seguirà la campagna e la produzione. Il piccolo Leone ha 5 anni, non abbiamo ancora capito qual è il futuro suo, ma sono sicuro che sarà uno che sgomiterà per fregare le cugine e avere un ruolo preminente. Un ruolo importante. Quindi è tutto prestabilito, come avviene spesso nelle dinastie degli imprenditori del Veneto, dove a volte si pensa che debba entrare del management esterno, poi invece sono famiglie molto compatte, molto solide, che vanno avanti per decenni, se non per secoli. Allora, vediamo una foto a cui io sono molto affezionato, che mi piace. Il suo mondo. Perché riguarda, c'è Giancarlo Aneri in compagnia di 3 mostri sacri del giornalismo, da sinistra Enzo Biagi, Indro Montanelli,
Giorgio Bocca purtroppo sono scomparsi, ma è rimasto questo premio ai giornalismo che Giancarlo Aneri ha fondato e che è un premio davvero importante per tutta la carta stampata, la televisione e le radio italiane. Io le dico che questi 3 maestri, prima di tutto, mi hanno portato fortuna perché la prima bottiglia di Prosecco l'ho bevuta con loro, era un Magnum. La prima bottiglia di Amarone del 1999 l'ho bevuta con loro e mi hanno sempre insegnato una cosa. Siccome loro hanno lavorato seriamente in tutta la vita, mi hanno detto: se tu fai qualità non avrai mai problemi. Non guardare se vendi una bottiglia in più, una bottiglia in meno. Guarda qual è il cliente giusto per portare avanti il tuo messaggio. E il mio messaggio, perché secondo me è credibile e mi ha dato anche grandi soddisfazioni, perché è il messaggio della famiglia. Noi italiani potremmo fare una scuola nel mondo per capire come si gestisce una famiglia. I nonni, per noi, domani è la festa dei nonni anche, certo. E io domani non ho preso impegni perché il mio piccolino ha la festa e sta preparando un disegno. Allora i nonni sono il punto di riferimento per i giovani e quello che insegnano i nonni non lo cancellerà mai nessuno, perché è un insegnamento legato a una storia di una vita. Se la vita è stata una storia seria, il nipotino diventa una persona che conosce le cose che valgono e non le cose superflue. Soprattutto è importante in tempi in cui noi non facciamo altro che raccontare di episodi di violenza giovanile, di disagio, di giovani depressi dopo la pandemia, di violenza, insomma è davvero un panorama difficile, ma l'agricoltura e il vino possono essere davvero dei laboratori in cui i giovani possono trovare un motivo di vivere e di vita importante, no? Guardi che c'è in questi giorni quella polemica dell'intelligenza artificiale. Esatto. Allora, se Musk, che è un personaggio importante nel mondo, dice fermiamoci e cominciamo a ragionare piano piano, vuol dire che stiamo superando il livello di tutto quello che l'ho detto prima io. Allora, se pensiamo al vino, l'intelligenza artificiale c'entra nella macchina dell'imbottigliamento, ma in tutto il resto del lavoro del vino ci vuole la passione e l'intelligenza dell'uomo, la passione e l'intelligenza di chi vuole eccellere perché sa che deve seguire dei tempi e fare dei sacrifici. L'intelligenza artificiale sarà utile per delle cose, ma noi come italiani abbiamo già l'intelligenza che possiamo esportare nel mondo per capire come si vive bene, come si mangia bene, come si beve bene e come ci si veste bene. Allora, i grandi della terra che ha incontrato Giancarlo Aneri, vedete il presidente Trump brinda la sua elezione con Amarone Aneri, omaggiato dall'amico Briatore, poi c'è Obama, anche Obama ha brindato con i vini del Veneto Aneri. La prima sera, quando è stato eletto, lui e la moglie hanno festeggiato con il Prosecco Aneri, ma in quel momento hanno festeggiato con l'Italia, hanno festeggiato con il profumo di una nazione amica degli Stati Uniti. E poi il vino unisce tutti, no? Ci sono le potenze magari contrapposte, però vediamo anche Xi Jinping. Sì, guardi, quando è stato ospite a Roma gli hanno dedicato un amanio di Amarone Aneri con la scritta in cinese. Beh, da quello che mi hanno detto a Palazzo Chigi, ha voluto il suo segretario, gli ha fatto segno, l'ha messo da una parte perché aveva paura, se l'è portato in Cina, di dimenticarlo. Poi l'ha avuto un'altra volta al G20, per dirle la soddisfazione della mia famiglia, ma io mi considero un rappresentante della categoria degli artigiani. Quando c'è stato il G20, ai 39 personaggi più importanti del mondo è stato donato un amanio di Amarone Aneri con la dedica, con il nome di ognuno. Perciò il regalo non era all'America, era personale a Biden, presidente degli Stati Uniti. Carlo d'Inghilterra, che allora era ancora principe, ha avuto il suo amanio, se l'è portato a casa, oggi è un re, ma se l'è portato nella sua cantina, se l'è portato nella sua stanzetta dove mette le cose
personali. Allora dentro di me dico, 39 case importanti del mondo hanno avuto una bandiera italiana messa lì, ma molto prestigiosa, dove c'è una personalizzazione di chi lo riceve, ma c'è la personalizzazione di chi lo ha prodotto per te. Dottor Raneri, è una strada imboccata spesso dagli imprenditori del Veneto, è quella della diversificazione, quindi Sì. per esempio nel suo caso non soltanto il vino, no? Noi abbiamo una torrefazione di caffè che abbiamo acquistato nel 1993, perciò quest'anno festeggiamo i 30 anni insieme a Luciano Benetton e a Giovannino Alberto Agnelli. Qual è la risposta che do presentando l'azienda che ha 30 anni del caffè nostra? Che personaggi come Benetton, Agnelli poverino è morto giovanissimo, ma sarebbe all'apice dell'industria mondiale, si divertono con le piccole cose se sono prestigiose. Perché i numeri contano tantissimo, ma nelle cose molto buone non contano niente. È meglio vendere 12 bottiglie in un ristorante importante di New York o di Pechino che 1200 bottiglie da un grossista che non sai neanche dove va a finire quel prodotto lì. Ecco, dottor Raneri, intanto il governo sta cercando di risolvere molti problemi, abbiamo raccontato dello scontro con l'Europa sul PNRR, su tanti altri versanti. Un imprenditore vinicolo del suo rango cosa si aspetta dal governo? Aspetto che ragioni dal governo italiano e Sì. poi anche dall'Europa. Il governo italiano ragiona, sa già queste cose e so che sta facendo tutte le mosse giuste per salvaguardare quella che è una cultura di 8.000 anni. Cioè qui stanno cambiando le cose di 6 mesi prima, ma 8.000 anni c'è la storia del mondo. A livello europeo io a volte dico come imprenditore, ma l'Europa sta cercando di salvaguardare gli imprenditori che portano avanti un'immagine bellissima nel mondo di tutta l'Europa o sta pensando all'interesse di bottega, di quello francese che deve fregare l'italiano o di quello spagnolo che deve fregare il tedesco? E io dico, se l'Europa unita, e tutti lo ripetono, non si dà una mossa, noi ci troviamo ad avere uno svantaggio invece di avere un aiuto per diventare i numeri uno del mondo. Perché la vecchia Europa, quando la vogliono offendere dicono la vecchia Europa, è come il discorso che le facevo prima del nonno. C'è una storia, c'è un percorso. Quel percorso l'abbiamo fatto bene. Cerchiamo di andare avanti con soddisfazioni che possono essere valide per lo spagnolo, per l'italiano, per il francese e per il tedesco, non per uno solo. Certamente. Ecco, lei citava prima l'intelligenza artificiale e si sta parlando molto anche del cibo sintetico, no? La bistecca in laboratorio. E su questo, diciamo, il governo italiano ha opposto un netto no. Ha mandato subito un messaggio molto forte. Cioè, il cibo sintetico è l'opposto di quello che è la storia della gastronomia italiana, che ha portato nel mondo. Se le capita di andare a New York ci sono 500 ristoranti italiani dove vanno tutti gli americani o gli stranieri importanti, ma vanno perché vanno a mangiare una cosa che fa bene, oltre a essere molto buona. Il cibo sintetico è l'equivalente di una pastiglia. Se io prendo una pastiglia è perché sono ammalato, ma se voglio star bene e bevo un goccino di prosecco, secondo me quello mi cambia anche l'umore. Tra l'altro ancora non ci sono ricerche scientifiche che dimostrino che non sia in qualche modo dannoso per la salute. Però io le dico, quando parlavamo prima di Musk, che è uno che è avanti, che sta pensando di andare su Marte, le faccio una confidenza che non sa ancora nessuno. Io una settimana fa ho spedito a Musk una magno del mio amarone. L'ho fatto avvisare attraverso un suo collaboratore e la mia scritta è stata: spero che possa accompagnare un brindisi quando tu andrai su Marte. E io gli ho mandato l'amarone, non gli ho mandato un biglietto, una pastiglia solo, gli ho mandato un messaggio di qualità.
davvero. Questa notizia qua non dovevo dirla, ma mi è venuto spontaneo dopo l'intelligenza artificiale. La ringrazio molto, dottore. Allora, facciamo così, con Italo Morao in regia, c'è anche Mattia Pizzaia, diamo la pubblicità e poi torniamo qui in studio con Giancarlo Aneri, imprenditore vinicolo e davvero un uomo che ha incontrato attraverso il suo vino molti grandi della terra. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, Giancarlo Aneri, imprenditore vinicolo, tante storie, tanti incontri. Il vino consente, dicevamo, proprio di fare gli ambasciatori, no? Apre tutte le porte, Aneri. Mi dispiace per quelli dei tondini che fatturano miliardi, ma davanti a un bicchiere di vino possono nascere 1000 possibilità. Davanti a un tondino, senza offenderli perché sono importantissimi, nasce business. E il vino ha aperto a me tutte le porte più prestigiose che io volevo aprire nel mondo, ma tantissimi altri imprenditori che hanno avuto coraggio, si sono trovati la strada aperta perché la cultura apre qualsiasi porta e il vino è cultura, perché si parte dal rispetto della vite e si arriva al rispetto della bottiglia del tappo e anche al rispetto, secondo me, della distribuzione, perché se hai un distributore valido, quello sa anche venderlo nel modo giusto. Non è solo venduto il vino, è anche portato come potenzialità di immagine italiana, come avevo già detto prima, che dà un'idea che noi siamo di livello A super, come italiani parlo. Certo, come italiani. Allora, stiamo aspettando un servizio, speriamo che arrivi in tempo, se no dobbiamo chiudere. Torniamo all'informazione, alla comunicazione che è fondamentale, no? Per tutti coloro che fanno impresa. Ovviamente. Oggi, Aneri, lei ha seguito per tanti anni proprio da vicino l'informazione, la carta stampata, la televisione. Oggi c'è anche la questione qui in Veneto della vendita di numerose testate del gruppo Gedi, sì. E sembra che possa andare in porto un'operazione con il presidente di Save e di Finint Marchi. Sì. Come valuta queste operazioni oggi come oggi, insomma? Che cosa comporta? Le valuto positive. Io ho un buon rapporto con Giovanni Elkann, che ama tantissimo il giornalismo, però non è più il tempo di avere un giornale che rappresenta l'Italia. Oggi ci sono dei giornali che rappresentano magari una regione o rappresentano una città, una provincia, un paio di città che hanno più appeal nel consumatore perché danno un servizio. Per la politica ci sono i grandi giornali e uno può leggere quello che vuole, ma per l'informazione di tutti i giorni utile per una famiglia, per sapere cosa succede nella scuola, per sapere cosa succede attorno a te, il giornale locale è indispensabile. Se il gruppo Veneto, conosco Marchi che è una persona per bene e credibile, se il gruppo Veneto prende questi giornali darà ancora impulso a quello che è il potenziale di crescita, non solo di dire oggi abbiamo perso delle coppie. Un giorno ci sarà anche la possibilità di ritornare a guadagnare qualche coppia nel momento che i giovani capiscono che più conoscono, più sono importanti e più prospettive hanno per il futuro. Io ringrazio moltissimo Giancarlo Aneri e davvero tanti complimenti per un'attività che ha raggiunto dei risultati straordinari. Grazie, buon lavoro dottor Aneri, grazie davvero. Io ringrazio lei e io ringrazio anche i miei figli Alessandro Stella e mia moglie Leda che mi hanno supportato in tutto questo cammino e devo dire che il nostro consiglio d'amministrazione, quando lo facciamo a casa mia a pranzo la domenica, è legato sempre a un bel sorriso, oltre che a un bicchiere di vino e anche un bel spaghetto. Ecco, chiudiamo con questo quadro di una famiglia impegnata in un settore importante, con grandi obiettivi ancora da
raggiungere. Purtroppo ci sono poi famiglie in questo paese che sono state coinvolte in vicende tragiche, che sono state colpite duramente dalla mafia. Daniela Sizzia questa mattina è andata a parlare con la mamma di un bambino che è morto per mano della mafia. Vediamo, è un servizio, siamo in diretta se non ricordo male, sì, siamo in diretta. A te la linea, Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo nell'aula magna del liceo Da Vinci qua a Treviso, è appena terminato un incontro dibattito sulla mafia, si è parlato di mafia, si è parlato di criminalità organizzata, si è parlato però soprattutto di bambini, di vittime innocenti della mafia e si è parlato soprattutto di Claudio, lo vediamo qui nel cartellone, il Claudio Domino, e lo abbiamo fatto assieme alla mamma Graziella Accetta. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Vittime innocenti, lei l'ha detto e lo ha ribadito, vittime di cui nemmeno si parlava e nemmeno si sapeva nulla. Certo, bisogna fare una distinzione, vittime di mafia può essere un altro mafioso che viene ucciso da una congrega, vittime innocenti di mafia non sono solo i bambini, ma tutte quelle vittime che con la mafia non hanno avuto neanche lontanamente a che fare, quindi sono vittime innocenti perché non hanno nessuna relazione con la mafia. Lei attende da 36 anni la verità, attende giustizia per suo figlio? Sì, da 36 anni attendiamo giustizia e verità, abbiamo fiducia nello Stato. Qualcuno mi dice ma dopo 36 anni lei ha ancora fiducia? Sì. Io ho fiducia in quella parte di Stato onesta che può dare giustizia a mio figlio e quindi non levatemi almeno quella speranza perché altrimenti sarei morta 36 anni fa. Lei ha visto suo figlio sull'asfalto, suo figlio ucciso con un proiettile. È dura vedere il proprio figlio a terra, sarà pieno di vita, che non è ammalato, non ha mai avuto nulla. Da un momento all'altro ti stravolge tutta la vita, vedere la tua carne e non poter fare nulla è la cosa più dolorosa e angosciosa che possa esistere al mondo. A volere questo incontro, giovanissima Martina, come mai? Allora, sicuramente tutto questo è nato dalla voglia di trasmettere un messaggio a noi giovani, perché è un argomento davanti al quale non possiamo stare assolutamente in silenzio, perché stare in silenzio significa schierarsi, a mio parere, dall'altra parte, ed è quello che io e spero tutti quanti, tutti noi giovani non vogliamo assolutamente. Vi ha fatto una domanda la signora Graziella alla fine che ha un po' stupito tutti. Lei ha detto chi si sarebbe vendicato per la morte del proprio figlio e ci sono state delle mani alzate. Che cosa ha pensato? Io faccio ormai quasi sempre questa domanda per vedere anche i ragazzi come ragionano, come la pensano, e quando alzano la mano è come dirmi tu non hai vendicato tuo figlio, ma la vera vendetta è vederli dietro una sbarra, non ucciderli. Per me è questo. La signora Graziella aveva anche chiesto: siate voi protagonisti del vostro futuro, decidiate voi qual è la strada da prendere. Assolutamente sì, concordo con la signora, e io spero che questo incontro sia servito proprio, cioè spero che con questo incontro tutti noi giovani abbiamo preso più coscienza, diciamo, della nostra vita e veramente in futuro possiamo dire tutti di no alla mafia e cercare, insomma, di avere un mondo migliore. Lei ha scritto una poesia, poi chiederò se riesce a leggercela, perché è una sua personale, però è dedicata a suo figlio. Ecco, si legge una parte di questa poesia. E sì, mentre la prenda noi facciamo vedere che in ogni maglia c'è un nome, Martina, e ce l'ho spiegato. Sono i nomi di bambini. Sono i nomi di tutti i bambini uccisi innocentemente, purtroppo, dalla mafia. La signora ci diceva prima che ne aveva 125.
109 soltanto i bambini, quelli riconosciuti dallo Stato, e sì, appunto c'è una maglia per ogni bambino, purtroppo non le abbiamo tutte qui oggi. Noi terminiamo proprio con una brevissima parte di questa poesia, perché è una poesia personale che la signora Graziella ha dedicato al figlio. L'ho intitolata Alito di vento perché, come dicevo prima, in una giornata di luglio caldo, 40 gradi, c'era un piccolo alberello che si muoveva. Era una fila di alberelli, ma si muoveva solo lui. Con un pezzo di carta e penna cominciai a scrivere. Quell'alito di vento è quello che è stato lui nella nostra vita. Nella nostra vita sei stato come un alito di vento, lieve e fresco, come un prato verde. Un fiore, il cielo azzurro intenso, mi beavo di questa tua dolce freschezza nella tua bellezza. Quanti sogni spezzati, quanti anni la verità ho cercato. Ogni tanto passa un alito di vento, mi sfiora, mi accarezza e so che mi sei accanto, perché è una carezza che conosco, che non hai mai scordato. Con questa poesia noi poi speriamo che ovviamente non si attenda più altri 36 anni, ma si spera che ci sia giustizia per Claudio e ci sia quella verità che i genitori hanno davvero cercato, atteso. Lei ci ha detto: fino a quando avrò fiato, fino a quando avrò vita, la cercherò, l'aspetterò. Sì, io e mio marito abbiamo deciso che anche se dovesse defungere uno dei due, l'altro continuerà sempre, perché nostro figlio, perché vogliamo sapere perché nostro figlio, un bambino di 11 anni, è stato ucciso. Grazie davvero. La linea nuovamente allo studio. Grazie a Daniela Sizia, un'intervista esclusiva con la signora Graziella Accetta, che ringraziamo molto, ringraziamo sua figlia, mamma e poi la sorella del piccolo Claudio Domino, ucciso dalla mafia. Una storia terribile, ma è giusto parlarne per non dimenticare mai. Grazie a tutti, buona giornata, a presto.